Radio Magica presenta Sai perché Cividale del Friuli è famosa nella storia? La storia di Cividale è molto antica. Fin dalla preistoria, l'uomo ha trovato abbondanza di cibo e acqua in queste terre bagnate dal fiume Natisone. Ma la fondazione ufficiale di Cividale avviene intorno al 50 a.C. con i Romani. Si narra che il grande Giulio Cesare abbia deciso di creare qui un mercato e per questo il luogo prese il nome di Forum Iulii, che significa il mercato di Giulio. Forum Iulii, a quei tempi, era una delle 4 città romane della regione. Le altre erano Iulium Carnicum, Zuglio, Tergeste, Trieste e Aquileia. Dal nome Forum Iulii deriverà il nome Friuli. Oggi una maestosa statua di Giulio Cesare, posta nel centro cittadino, ricorda le origini romane di Cividale. Dopo i Romani, nel 568, arrivarono a Cividale i Longobardi, guerrieri chiamati così per le loro lunghe barbe. Venivano dalla Pannonia, una regione a est delle Alpi, ed erano guidati da re Alboino. Erano migliaia di uomini, donne, bambini e animali in cerca di nuove terre da abitare. Formavano una carovana lunghissima. Il re Alboino affidò a suo nipote Gisulfo la guida di Cividale e gli affiancò i migliori guerrieri per difenderla. Nacque così il primo ducato longobardo d'Italia. Alboino proseguì poi la sua lunga marcia puntando alla conquista del resto d'Italia. I Longobardi, convertiti alla religione cristiana, a Cividale fecero realizzare capolavori unici al mondo, come l'altare di Ratchis, il fonte battesimale di Callisto e il tempietto longobardo. Erano grandi maestri nella lavorazione dell'oro e di altri metalli preziosi. Nelle loro tombe sono stati ritrovati gioielli, spade e armi. Gli archeologi hanno addirittura scoperto bardature in argento di cavalli che, per tradizione, talora venivano sepolti accanto ai loro cavalieri. Nel 774 Carlo Magno scese in Italia e mise fine al dominio longobardo. Pochi anni più tardi nacque il Sacro Romano Impero. Ma Cividale non perse il suo importante ruolo nella storia e grazie alla posizione geografica diventò una città strategica dell'impero. Dalla fine dell'VIII secolo al 1238 fu sede dei patriarchi di Aquileia, vescovi guerrieri direttamente nominati dall'imperatore. A ricordo del potere dei patriarchi, il 6 gennaio di ogni anno, in Duomo, si celebra la famosa Messa dello Spadone, in cui viene indossato l'elmo e viene impugnata la lunga spada. Nel 1419 Cividale diventò parte della Repubblica di Venezia, fino all'arrivo di Napoleone, che nel 1797 donò la città agli austriaci. Nel 1866 la città venne annessa al Regno d'Italia. La preziosa eredità lasciata dai Longobardi oggi è patrimonio dell'UNESCO e proprio da Cividale parte un viaggio per conoscere la storia del popolo dalle lunghe barbe in Italia.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org/smartradio.